Giovanni Del Bene, il nostro medico forense, prego. Bentrovati. L'anno 2016 si è concluso in Regione Friuli-Venezia Giulia con 8.773 parti. Il 90% di questi 8.773 parti sono stati realizzati da donne residenti in Friuli-Venezia Giulia e il 10% da altre regioni. Nella provincia di Pordenone le residenti in provincia di Pordenone sono state l'80% di quello che è il numero dei parti, il 20% proveniente da altre regioni, anche in relazione a questo che il punto nascita di Portogruaro è chiuso, quindi c'è una attrazione. E comunque in Friuli-Venezia Giulia il tasso di natalità più o meno 6,3 per 1000 abitanti è decisamente basso, come basso in tutta Italia. Ad ogni modo, uno degli indicatori di maggiore interesse che riguarda poi la qualità del parto è la numerosità, la percentuale di parti cesarei. Adesso vediamo sulle immagini e questi possono essere in elezione, vuol dire programmati prima del parto, oppure possono nascere da esigenze durante il parto. Ad ogni modo la stampa riporta una spia che dice forse in Italia il 35% dei parti cesarei è eccessivo. In Friuli Venezia Giulia i parti cesarei sono il 25%, quindi un bambino su 4 nasce con il parto cesareo e di questa metà sono perché durante il travaglio si è ritenuto opportuno anche per ragioni di sicurezza fare il cesareo e il 45% era programmato prima. Con riferimento, vediamo un'immagine, in quello che sia dell'Italia, il Friuli e il Nord-Est hanno percentuali più basse della media nazionale, infatti il Friuli 25%, mentre alcune regioni del sud di fatto, senza altre considerazioni, superano anche di molto questa media. Il Ministero di Salute ad ogni modo ha elaborato, ha emanato delle linee guida per rendere omogenee alcune scelte su tutto l'ambito nazionale e quello che mi pare di evidenziare è che su queste linee guida c'è un titolo sotto e che è taglio cesareo, una scelta appropriata e consapevole. Quindi questo è importante perché c'è questione di equilibrio per il bambino, sicurezza della madre, qualità della struttura, eccetera. Ad ogni modo ci deve essere un bilanciamento. La Giunta regionale a dicembre ha approvato un tasso almeno tendenziale da raggiungere che i cesarei non dovrebbero essere più del 20%. I Friuli siamo comunque molto vicini. Questa scelta è una scelta che va sicuramente concordata, buona almeno a medio termine, ma non dobbiamo però utilizzare questo numeretto per dare giudizi puntuali o generali sulla sanità regionale e come funziona, meno che meno per ogni ospedale. Io penso che le donne possono partorire meglio e più serenamente se la politica rimane fuori dalla sala parto. Condivido e sottoscrivo, grazie a Giovanni Del Bene, il nostro medico forense.